L'assessore regionale alla sanità Daniela Faraone e il dirigente dell'assessorato all'Agrigentino Salvatore Iacolino hanno incontrato presso la sala del Consiglio Comunale di Agrigento i sindaci della provincia per illustrare la proposta della nuova rete ospedaliera 2025. Cerimonia di gemellaggio al Castello Chiaramontano tra la città di Gazza e il comune di Favara. Dopo la condanna all'ergastolo di Giovanni Salamone per l'omicidio della moglie Patrizia Russo, la Corte di Assise di Alessandria ha trasmesso gli atti al Tribunale di Agrigento per l'uccisione di animali da lui stesso confessata. Grande successo per la manifestazione Sicilia in Bolle al Madison di Realmonte, oltre 2000 partecipanti e 100 le aziende presenti, assegnati i premi del concorso enologico dedicato ad Alberto Gino Grillo. Il noto influencer Giorgione presente alla serata per la nuova proposta culinaria di Mario Ciulla che ha entusiasmato il pubblico presente. Contestato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla durante la fermata del carro ai Quattro Canti nella festa di Santa Rosalia. Avvia il primo stage dedicato alla selezione dei giovani calciatori per la nuova Virtus Sacragas. Si svolgeranno il prossimo 21 e 22 allo Stadio Seneto. Ennesima vittoria per l'agrigentina Giusy Parolino. Benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi mercoledì 16 luglio. Si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Agrigento un incontro tra l'assessore alla sanità Daniela Faraone e il direttore dell'assessorato l'agrigentino Salvatore Iacolino per presentare ai sindaci della provincia per l'occasione presenti la proposta della rete ospedaliera per l'anno 2025 nel nostro territorio. Le interviste. Assessore, parliamo di questa iniziativa qui ad Agrigento che segue quelle fatte in altre province della Sicilia. Allora, l'incontro di oggi ad Agrigento è uno degli incontri che abbiamo programmato nella nostra tappa itinerante per incontrare tutti i sindaci della regione nell'ambito delle varie province per poter anche presentare il lavoro che l'assessorato ha elaborato come proposta per la revisione della rete ospedaliera. È un passaggio fondamentale, importante per il governo Schifani, rappresenta un elemento importante anche della nuova visione del piano di rientro della nostra regione affinché possa svincolarsi da vincoli che in questo momento hanno ostacolato anche un certo tipo di diciamo, azione che possa essere mirata a soddisfare più attentamente i bisogni della gente. Che tempi si prevedono poi per... Intanto oggi siamo in una fase interlocutoria, quindi ascolteremo anche le opinioni dei nostri sindaci perché vorremmo creare una rete che sia quanto più possibile aderente ai bisogni della gente, quindi prendendo anche in considerazione le realtà più decentrate che molto spesso sono quelle che vanno più in sofferenza e che poi magari determinano anche dei flussi di migrazione della domanda sanitaria verso altre regioni. Quindi abbiamo bisogno di creare un'interlocuzione ma anche un accordo con tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questa regione e le sorti della comunità che vive su questa regione. Ci saranno riduzioni del posti letto in Sicilia? La revisione viene effettuata periodicamente proprio per renderla aderente alla popolazione presente all'interno della nostra regione. In questo momento noi abbiamo un dato purtroppo restrittivo che è quello della popolazione che dall'ultima programmazione ad oggi ha visto diminuire il numero dei cittadini residenti di circa 500.000 unità. È un numero importante perché per noi significa passare dai 5.200.000 abitanti più o meno ai 4.700.000.
questo naturalmente contrae inevitabilmente, meno cittadini ci sono, meno posti letto, ma questo per norma, non perché noi facciamo un'operazione di riduzione, stiamo adattando l'organizzazione a quelle che sono le mutate condizioni della popolazione in questa regione. Le liste di attesa, i tempi diminuiranno? Se riusciamo a realizzare questo nuovo progetto, che è un progetto che non lascia fuori quelli che noi chiamiamo piccoli ospedali, anzi li integra in una visione di netta correlazione con gli ospedali di alta intensità di cure e di media intensità di cure, dovremo essere capaci di creare su queste realtà delle attività che si svolgano non con il posto letto, ma attraverso l'esecuzione di servizi. Ormai c'è una nuova visione della medicina e anche dei servizi ospedalieri. Restringere il meno possibile la presenza di un cittadino all'interno dell'ospedale, ovviamente con tutte le garanzie del caso, creare una netta relazione tra ospedali di comunità, case di comunità e rete ospedaliera fatta da grandi e complesse strutture organizzative per alta intensità di cure, media organizzazione e un'organizzazione di base ci consentirà di soddisfare bisogni senza che questi vadano ad affollare ingiustamente le attività dei grandi ospedali, che invece dobbiamo lasciare destinate ad affrontare le cose più importanti che pure il cittadino ha bisogno di trovare con immediatezza. Sul pronto soccorso di Agrigento cosa c'è da dire? Purtroppo la situazione è drammatica. Perché lei dice che è drammatica nel pronto soccorso? Perché hanno avuto la particolare esperienza. Questo mi dispiace, noi non abbiamo questo dato, noi abbiamo fatto anche degli accessi all'interno di quel pronto soccorso e abbiamo visto che è un pronto soccorso che al netto adesso di momenti di particolare affollamento che purtroppo si possono creare in determinate circostanze, però è un pronto soccorso che lavora con un'ottima qualità professionale, con ottime relazioni con le altre unità operative, perché il pronto soccorso poi alla fine funziona se funziona il resto dell'ospedale, se funziona la capacità dell'ospedale di poter ricevere nelle altre sue unità operative le persone che si presentano al pronto soccorso, se funzionano bene e con velocità i servizi di diagnostica e di laboratorio. Quindi non accetto questa sua considerazione perché, ripeto, possono anche accadere delle momentanee condizioni di affollamento, ma al netto di questo l'ospedale offre una buona rete di servizi e penso che si stia per potenziare ancora di più, anzi ce l'abbiamo proprio in questo momento, diciamo così come tutti gli altri ospedali, diciamo sotto un punto di vista di osservatorio diretto, e vediamo che sono stati ampliati anche i posti letto. Quindi se uno amplia i posti letto per esempio della lungodegenza o della riabilitazione, va da sé che le altre strutture possano liberare i propri posti assegnando alla lungodegenza e alla riabilitazione i propri pazienti e quindi avendo la possibilità di poter far defluire verso le aree di acuti tutti coloro che ne hanno effettivamente bisogno e quindi automaticamente si svuota il pronto soccorso. Ma su tutti impera la carenza di medici però ad Agrigento. Questo è un problema che riguarda tutta l'Europa, esatto, non è un problema che riguarda Agrigento. Noi i tentativi di poter reclutare personale sono continui e sono senza soluzione di continuità, perché i direttori generali si stanno muovendo ripetendo in continuazione procedure di reclutamento. Purtroppo però le risorse umane non sono disponibili nel mercato del lavoro, o perlomeno ci sono molti medici ma non sono interessati a lavorare nell'ambito del pubblico e quindi questo crea questa situazione e queste storture. La Regione Siciliana stiamo girando insieme all'assessore Faroni per tutti i territori per ascoltare i bisogni, valutare le proposte, i contributi, i correttivi. Agrigento mantiene in tutta la provincia i suoi presidi ospedalieri con un innesto ulteriore di posti letti, quindi garantiamo il consolidamento di queste realtà per offrire una prestazione e servizi al passo coi tempi. C'è bisogno di ulteriori risorse umane, non è semplice, ci stiamo provando anche con medici stranieri e con provvedimenti voluti dal Presidente della Regione che incentivano i medici nelle aree di emergenza e gli ospedali di periferia. Stiamo lavorando su digitalizzazione, telemedicina, fascicolo sanitario, sulla valorizzazione del rapporto fra il paziente e l'assistito
e le strutture che operano all'interno dei sistemi sanitari che garantiscono l'assistenza sanitaria nel nostro territorio. Per il particolare il pronto soccorso di Agrigento, che è particolarmente critico, avete predisposto qualcosa? Ma la criticità deriva intanto dalla circostanza di una carenza evidente, plateale di risorse umane. So che vi sono state procedure concorsuali, attendiamo che il nuovo primario possa essere individuato e possa portare alla serenità e un contributo di concretezza in una realtà, quella della nostra città, che merita particolare attenzione. Siamo vicini ovviamente a quelle che saranno le indicazioni che potranno promanare dalle singole realtà. I sindaci sono fondamentali, il nostro punto di riferimento. Oggi siamo qua ad Agrigento, continueremo con Messina, Enna, Ragusa e Siracusa e completeremo un percorso estremamente articolato per migliorare un sistema sanitario ed essere pronti anche alla sfida che i ministeri affiancanti dell'economia e della salute ci propongono quotidianamente per garantire la doverosa continuità assistenziale con una più articolata, più variegata e più consistente offerta sanitaria. Per gli ospedali di Licata, Sciacca e Canicattì in particolare cosa si prevede? Ma sono mantenute le strutture con qualche ulteriore elemento di novità sulla cardiologia, per esempio di Canicattì, sono previste le terapie intensive e subintensive e soprattutto viene consolidato un rapporto di collaborazione fra i singoli ospedali che rimane come connotazione distintiva per azioni di miglioramento del sistema sanitario. Quali istanze vi aspettate dal territorio, dai sindaci? Oggi c'è questa riunione, ecco, cosa vi aspettate da questa riunione? Li ascolteremo, valuteremo le loro proposte. Il Presidente della Regione ha voluto un intervento robusto sul tema delle liste attesa, prevedendo un innesto finanziario di 66 milioni di euro per dare una spallata concreta ad un sistema che va migliorato con il concorso responsabile di tutte le realtà. Siamo pronti a raccogliere questa sfida, siamo nei territori, per la prima volta non era mai accaduto che l'assessore e la direzione generale venissero nelle singole realtà per confrontarsi costruttivamente, come certamente sarà oggi, per garantire quel miglioramento del sistema, per assicurare risposte appropriate, prestazioni al passo coi tempi di cui la comunità territoriale è effettivamente. Lei dirige un importante assessorato, forse uno dei più importanti, e con un quadro d'insieme di qual è la situazione sanitaria in Sicilia? Noi riteniamo che le attività svolte sull'attuazione del PNRR, sull'applicazione concreta del DL34, le terapie intensive, subintensive, allargamento dei pronto soccorso, anche da Agrigento ci sono lavori in corso in questo momento sulla terapia intensiva, subintensiva e sull'allargamento della superficie utile del pronto soccorso. E ancora il tema fondamentale della digitalizzazione, quella di cui abbiamo poc'anzi parlato, del fascicolo sanitario con una formazione imponente per 16 milioni di euro, dovrebbe garantire un sistema più evoluto. L'altro passaggio fondamentale è appunto l'evoluzione del SOVACUP per garantire che la piattaforma regionale possa, quando quella nazionale sarà attiva, integrarsi con quella interoperabilità che serve per recuperare le prestazioni non ancora erogate ed assicurare al cittadino quella risposta concreta e appropriata di cui avverte la necessità. A Favara, al Castello Chiaramontano, cerimonia di gemellaggio tra lo stesso comune di Favara e la città di Gaza. La rappresentante del popolo palestinese ha raccontato quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza, lanciando un appello affinché termini il genocidio. Ce ne parla più approfonditamente Giuseppe Moscato. Da oggi gli abitanti di Gaza City sono ufficialmente nostri concittadini. Queste le prime parole del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, subito dopo la firma del patto di gemellaggio tra la città chiaramontana, che ha dato i natali a Calogero Marrone, come ha tenuto a precisare il primo cittadino, e Gaza City, la martoriata capitale della striscia di Gaza in Palestina. A firmare il gemellaggio con il primo cittadino di Favara, su delega del sindaco di Gaza City, che ha mandato un video saluto, Amal Kayal, cittadina palestinese da anni in Sicilia, presidente del CIS, Cooperazione Internazionale Sud-Sud. La cerimonia si è tenuta nella sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, presenti la presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi,
e diversi consiglieri che proprio il giorno prima avevano votato in aula l'importante patto di gemellaggio. Nella sala gremita di esponenti di associazioni arrivati a Favara anche da diverse parti della Sicilia, autorità civili, religiose e militari, l'arciprete Don Nino Gulli, il comandante della tenenza dei carabinieri, luogotenente Paolino Scibetta e tanti cittadini che hanno dimostrato il loro appoggio a Gaza e ai palestinesi. Sentiamo le interviste con i protagonisti. Gaza City e Favara gemellate. Qual è il significato di questa iniziativa? Solidarietà, pace, amore, vicinanza e passi nella direzione giusta. Gaza in questo momento sta vivendo una situazione drammatica. Sì. Un dramma che va oltre la guerra perché molti bambini, molte donne, molti uomini sono coinvolte e perdono la vita. Sì. Infatti questo non è iniziato dal 7 di ottobre, questo è un genocidio da prima del 48, dove noi l'abbiamo dovuto lasciare le nostre case e fino ad oggi l'abbiamo dovuto fare la stessa cosa. Io e Jacopo, mio marito italiano, l'abbiamo dovuto lasciare la nostra casa e infatti dopo meno di un mese era bombardata la nostra casa. Stiamo perdendo tutto nella città, nella striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania. È un attacco all'identità palestinese, alla cultura palestinese, all'esistenza palestinese. È questo che dobbiamo combattere. Su questo non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere un diritto mondiale di l'autodeterminazione del popolo palestinese e il diritto a vivere in pace. È questo che chiedete al mondo? Sì, vogliamo vivere, abbiamo il diritto di vivere come tutto il mondo. Perché i nostri bambini devono morire? Sono appena nati. Perché? Perché sono palestinesi. Non esiste una cosa come questa e deve smettere. Dobbiamo rompere questo silenzio e questa complicità. Dobbiamo essere tutti uniti per dire basta e stop al genocidio. Da sempre si dice che la soluzione più giusta e migliore dovrebbe essere quella di 2 stati, 2 nazioni, 2 popoli. Infatti l'abbiamo fermato gli accordi di Oslo e dopo meno di una settimana l'hanno rubato più 20 nomi delle terre palestinesi che erano dichiarati durante gli accordi di Oslo terre palestinesi. E l'hanno ammazzato gente mentre stavano pregando l'alba preghiera. Un colonno è entrato nella moschea del Haram al-Ibrahimi in Hebron e ha ammazzato 27 persone mentre stavano pregando l'alba. Subito dopo gli accordi di Oslo. E da quel momento l'hanno continuato a rubare terre palestinesi dichiarati. E l'hanno detto migliaia di volte rappresentanti israeliani ufficiali: non vogliamo pace, non ci sarà mai uno Stato della Palestina. Tu sei propensa e sei anche convinta che questo un giorno accadrà? La pace tra i 2 popoli? La comunità internazionale deve smettere di essere complicità in questo genocidio che sta continuando da più di 80 anni. Quando fanno così possiamo avere un po' di speranza di avere uno Stato palestinese. Infatti questo passo oggi al comune di Favara e con il sindaco di Favara e il consiglio comunale è il primo passo per avere uno Stato palestinese. Quando dichiarano questa solidarietà e questo gemellaggio tra il comune di Gaza e il comune di Favara, un primo passo. Favara oggi si gemella con Gaza City. Qual è il valore di questa iniziativa? Il valore simbolico penso che sia alla portata di tutti e altamente significativo. Non si poteva rimanere inermi. Sappiamo benissimo che non risolviamo il problema della guerra, non risolviamo gli omicidi, non risolviamo il genocidio che è in atto a Gaza, ma Gaza, i suoi rappresentanti, i suoi cittadini hanno bisogno di segnali concreti di vicinanza e solidarietà da parte del mondo, che a me fino ad oggi è realmente mancata. Noi ci sentevamo in dovere di fare tutto questo, anche perché siamo vicini a queste sofferenze. Lo dico sempre a tutti, la città natale di Calogero Marrone, giusto tra le nazioni, medaglia d'oro al merito civile, non poteva rimanere indifferente di fronte a un genocidio di questa portata. Praticamente Favara cosa farà?
Come tutti i gemellaggi sono degli scambi culturali, dell'aiuto reciproco che però, ahimè per la situazione attuale, avrà il suo svolgimento quando tutto questo speriamo finirà e finirà al più presto. Per adesso è solo una vicinanza, abbiamo chiesto tutto quello che hanno bisogno, quello che si può fare, ma sappiamo benissimo che in questo momento l'esercito di occupazione israeliano blocca qualsiasi tipo di aiuto e quindi l'aiuto che possiamo dare in questo momento è solamente simbolico, di vicinanza. Speriamo di poter al più presto poterci incontrare di presenza e poter portare avanti tutte quelle iniziative che i popoli, amici e vicini fanno tra di loro. Siamo veramente stanchi, non si può assistere a tutta questa barbarie, è una questione veramente di umanità. Sappiamo che è un gesto simbolico, ma non soltanto, però vogliamo farlo perché è un'iniziativa che spero possa essere seguita anche da altri enti per lanciare un messaggio chiaro: basta alle guerre, basta alla violenza, basta alla distruzione. Lo disse Papa Francesco, in guerra perdiamo tutti, chi vince e chi perde, perde comunque, perde vite umane, perde l'animo, perde l'umanità. Quindi è necessario veramente un incontro tra i capi di Stato per riuscire a fermare la guerra. Questo è il nostro messaggio, pur piccolo ma che possa essere veramente incisivo. Noi ci teniamo tanto e speriamo che tanti altri enti come noi si uniscano a questa battaglia, a questa lotta contro i crimini all'umanità. Dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio a coltellate della moglie l'insegnante agrigentina Patrizia Russo, la Corte di Assise del Tribunale di Alessandria ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento perché istruisca un procedimento a carico del marito Giovanni Salamone per l'accusa, anche in questo caso da lui confessata, di uccisione di animali. Il figlio della coppia, durante la sua deposizione, aveva detto che il cane di famiglia, un dogo argentino, era stato ucciso e che aveva trovato tracce di piombo utilizzato per eliminare l'animale. A confidarglielo, sempre secondo quanto riferito dal Teste, sarebbe stata proprio la madre, Patrizia Russo. Lo stesso Salamone, durante il suo intervento al processo per l'omicidio della moglie, ha confessato la circostanza. I giudici, nel dispositivo con cui lo condannano all'ergastolo, hanno disposto l'invio degli atti al Tribunale di Agrigento perché l'uccisione del cane sarebbe avvenuta nella loro casa di Agrigento prima del trasferimento della coppia in terra piemontese. Avrebbe dovuto, per effetto del divieto di avvicinamento, stare lontano almeno 500 metri dalla donna di cui si era invaghito. Indagato per atti persecutori, un 45enne non avrebbe potuto minimamente avvicinarsi, cosa che invece avrebbe fatto addirittura in maniera ripetuta. Dopo le reiterate violazioni alle prescrizioni della misura, cercando un contatto e importunandolo, i carabinieri della stazione di Naro lo hanno arrestato in esecuzione a un'ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento. Il 45enne in atto è sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa. Dovrà adesso rispondere anche di aver violato le prescrizioni di detta misura. Dopo le formalità di rito nella locale caserma dell'Arma dei Carabinieri, l'indagato è stato accompagnato alla casa circondariale di Lorenzo. La vicenda risale ad alcuni mesi fa, nel momento in cui una narese ha presentato denuncia a carico dell'uomo. Scomparsa delle bancarelle durante la festa di San Calogero in piazzale Ugo La Malfa. Sentiamo la riflessione di Eugenio Cairone. Calato il sipario sul festino di San Calogero, rimane la curiosità di sapere il perché della scomparsa delle bancarelle e delle giostre nel piazzale Ugo La Malfa, divenuto come un luogo abbandonato, uno scoraggiamento insomma nel pieno della festa, ricordando gli anni quando l'appuntamento con la festa di San Calogero era l'occasione per vivere un evento di fede ma anche di tradizione, soprattutto per i bambini che attendevano con ansia l'arrivo delle giostre. Diciamo che con il Covid la vita è sicuramente cambiata, ma ad Agrigento cosa si è fatto per tornare alla normalità? Per tornare a gustare i momenti più belli, come la festa in onore del compatrono, che purtroppo quest'anno ha dovuto subire un'altra variazione di programma all'ultimo secondo riguardo i fuochi d'artificio. Ma questa è un'altra brutta storia legata
ad un'altra brutta vicenda. Non sappiamo quanto interessi la scomparsa dei mercatisti e dei giostrai. Sappiamo però che Agrigento, la città di Agrigento, la capitale della cultura, non può continuare ad essere una città a perdere, vittima di accanimenti che fanno male esclusivamente ai cittadini. E l'associazione agrigentina Mare Amico interviene affermando che nei giorni scorsi la rottura di un tubo della condotta idrica del consorzio di bonifica ha allagato l'entrata di Punta Bianca, distruggendo la strada e rendendola praticamente impercorribile anche ai mezzi di soccorso che durante la stagione estiva spesso sono chiamati a intervenire. State appunto vedendo un video di Mare Amico di quanto accaduto. Nell'imminenza dello scoppio della condotta, Mare Amico ha avvisato l'ufficio regionale idrico che ha proceduto a bloccare l'erogazione, ma ormai il danno era stato fatto. Abbiamo chiesto pure un sopralluogo, afferma Mare Amico, per ripristinare la strada da loro danneggiata, ma dopo una settimana nulla è stato fatto. Chiediamo al sindaco di Agrigento e al Genio Civile di sostituirsi al consorzio ripristinando la strada in danno del predetto ente. E si è aperta la piattaforma telematica dell'IRFIS per la presentazione delle domande relative al bando promosso dalla Regione Siciliana per il potenziamento dell'offerta ricettiva. L'iniziativa è finanziata per complessivi 135 milioni di euro con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 21-27 rivolta alle micro, piccole e medie e grandi imprese alberghiere ed extraalberghiere operanti in Sicilia, alberghi, bed and breakfast, ostelli, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, rifugi, strutture aggregate, compresi reti di imprese e cooperative. I contributi a fondo perduto sono destinati a progetti di ristrutturazione, ampliamento, riattivazione o realizzazione di nuove attività turistiche attraverso il recupero o la riconversione di immobili esistenti. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17 del 15 ottobre prossimo. Le agevolazioni vanno da un minimo di 50.000 euro a 3,5 milioni di euro con procedura valutativa e relativa graduatoria. Una bella storia di solidarietà ci arriva dal Rotary di Palermo, ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. Arriva dal palermitano e dal cuore del deserto tunisino una bella storia di speranza, tecnologia e solidarietà grazie all'impegno di professionisti italiani e tunisini, il Rotary Club di Palermo Piana degli Albanesi e il Rotary Club Tunis Medina, insieme a numerosi altri club dell'area Panormus in Sicilia, hanno dato vita al progetto Futuro Digitale a Glissia, una idea concepita dal professore Darwin Melloni e dal dottore Emanuele Miceli, che per anni hanno attraversato quelle piste sabbiose per portare vestiti, giocattoli e scarpe ai bambini dei villaggi più poveri. Nel sud della Tunisia, ai margini del deserto, a pochi chilometri dalla città di Douz, sorge un piccolo villaggio, si chiama Glissia. Qui i bambini percorrono ogni giorno chilometri a piedi per raggiungere la scuola primaria. Le difficoltà sono enormi, mancano le strade, non esistono mezzi pubblici e gli spostamenti sono faticosi. Eppure il desiderio di imparare è più forte di ogni ostacolo. Melloni e Miceli ogni volta si fermavano davanti a quella scuola di Glissia e hanno parlato a lungo con il dirigente scolastico e lì è nata una nuova idea: realizzare una sala multimediale dotata di computer e stampanti dove i ragazzi possano scoprire la tecnologia, imparare nuove competenze e costruirsi un domani migliore.
Il progetto, chiamato Futuro Digitale a Galicia, ha obiettivi chiari: fornire strumenti digitali e supporto alla didattica, promuovere l'alfabetizzazione informatica nei villaggi rurali, avviare uno scambio culturale tra giovani tunisini e italiani, sensibilizzare le comunità rotariane all'impegno sociale concreto. Partner di questo importante progetto, che sarà completato entro il settembre del 2025 con una cerimonia ufficiale con la partecipazione delle autorità locali, del corpo docente, delle famiglie e il Rotary. Intanto nei giorni scorsi a Palermo sono stati celebrati 2 storici gemellaggi rotariani, il primo tra il distretto 2110 Sicilia-Malta e il distretto 9010 Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia. Il secondo tra il Rotary Club Palermo, Piana degli Albanesi, Ora e Arbereshvet e il Rotary Club Tunis Medina. Nell'occasione è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i vari club rotariani dell'area Panormus per sostenere proprio il progetto Futuro Digitale a Galicia, un progetto che, partendo proprio da Galicia, sogna di estendersi proprio ad altre aree svantaggiate della Tunisia. Alle donazioni fatte dai nostri amici, anziché buttarle le cose nuove, i giocattoli, tutto quello che non serve più, cerchiamo di fare felici questi bambini che si accontentano di qualunque cosa e ne sono anche grati. Questa è una scuola, l'ingresso a scuola è alle ore 10 e i bambini sono già tutti pronti, sono tutti profumati, puliti, davvero una cosa che fa tanta tenerezza. Linea alla regia per la pubblicità. Sicilia in Bowl, di nuovo record per l'11ª edizione del Festival delle bollicine di Ice Sicilia, il servizio. Gran successo su larga scala per Ice Sicilia con la sua tappa di Sicilia in Bolle che al Madison della Scala dei Turchi di Realmonte ha chiuso egregiamente la sua 11ª edizione, battuto il record di presenze dello scorso anno, sfiorando la quota di 2000 partecipanti alla serata di festa finale, con oltre 100 aziende presenti, di cui 80 siciliani, e con un totale di bottiglie stappate di ben oltre 10.000 unità. Numeri così Ice Sicilia fino a oggi non li aveva mai visti. Abbiamo appena concluso una sessione devastante di assaggi di spumante, abbiamo assaggiato qualcosa come una quarantina di spumanti a testa. C'era un gruppo di degustatori suddiviso su 3 panel, i 3 panel era uno di ristoratori ed enotecari, un panel di sommelier degustatori ufficiali Ice e il terzo panel di giornalisti che hanno decretato punteggi e attestati, diciamo, di premi di diverse diciamo, categorie, quindi saranno premiati un po' diversi tipi di spumanti. Il premio Alberto Gironillo nasce in memoria di un nostro collega scomparso da qualche anno e vuole valorizzare, premiare quelle aziende che si sono particolarmente distinte dal punto di vista qualitativo in questo panel dove gli spumanti vengono serviti alla cieca, e quindi a breve sveleremo chi ha vinto cosa. Sono aziende siciliane? Assolutamente sì, il concorso è riservato esclusivamente alle aziende siciliane. Poi nei banchi d'assaggio da alcuni anni abbiamo voluto allargare la partecipazione a alcune aziende italiane e anche straniere. Abbiamo presenza di qualche azienda che fa champagne, perché l'obiettivo è quello di mettere a confronto il bicchiere pieno di spumante siciliano con un bicchiere pieno di uno spumante non siciliano, confrontarli e notare che a oggi possiamo dire che non ci sono delle differenze sostanziali.
secondo me non è per campanilismo, ma il nostro spumante è veramente di altissimo livello e non teme nessun confronto. Anche quest'anno il vostro sforzo è stato premiato, una grandissima affluenza sia di aziende ma anche di pubblico oggi qui al Madison. Sì, abbiamo avuto 3 masterclass piene, 2 sold out addirittura una settimana prima. Oggi abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni perché abbiamo tantissime presenze già prenotate da giorni. Abbiamo avuto dei momenti bellissimi con la cena di gala ieri a Casa dei Dors all'interno del parco Valle dei Templi, anch'essa è andata sold out da 15 giorni, quindi questo lo diciamo con un pizzico d'orgoglio per noi che organizziamo questo evento, ma per il nostro territorio che risponde alla grande per queste manifestazioni di cultura enogastronomica, che anch'essa è cultura, e qui arrivano gente dal nord Italia, dal centro Italia, dalle altre province della nostra regione, specificatamente per le 3 giornate di Sicilia in Volo. Diciamo che dietro c'è un lavoro imponente e già si pensa alla prossima edizione 2026. Sì, già abbiamo preso appunto su quello che potrebbe essere diciamo il calendario con delle novità, perché a noi piace proporre sempre delle novità ogni anno per appunto diciamo interessare, essere sempre più appetibili ai nostri wine lovers. Quindi abbiamo già in cantiere delle novità che sveleremo a breve e noi già da 2 o 3 giorni post Sicilia in Bolle edizione 2025 ci mettiamo al lavoro per l'edizione 2026. La celebre kermesse sul comparto spumantistico siciliano è cresciuta insieme ai vini spumanti e al loro mercato ed è stata anche quest'anno meta da parte di appassionati intervenuti da tutte le province siciliane e da tutta Italia. Allora, i numeri crescono, siamo ormai alle battute finali e con grande soddisfazione devo dire, perché anche nella serata del 14 dei banchi d'assaggio abbiamo messo sui nostri social la scritta sold out. Questo significa che l'evento è sempre più cercato dagli appassionati, è un richiamo ovviamente non solo provinciale ma anche a livello regionale. Abbiamo proprio degli amanti del vino. Se posso magari raccontare un aneddoto, noi come gruppo organizzativo qualche anno fa avevamo deciso di fare ad anni alterne Sicilia in Bolle, ma ovviamente la gente non ce l'ha permesso perché dice l'aspetta, e quindi abbiamo deciso di continuare Sicilia in Bolle per diverse edizioni. I numeri sono importanti, la spumantistica siciliana cresce non solo in numeri ma cresce anche in qualità. E ovviamente i prodotti incominciano anche ad alzarsi, oggi appunto con una masterclass proprio sui vitigni autoctoni siciliani, proprio per mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche delle uve e dei vitigni in metodo spumantizzato. Quindi ci aspettiamo ovviamente la chiusura diciamo col botto, sicuramente sarà così, e alle 11 si prevede quella che è la classica sciabolata, diciamo tra virgolette di chiusura, e poi saremo con i cocktail party di Amaramara e una serata free danzante per chiudere completamente l'11ª edizione di Sicilia in Bolle. La consegna dei premi Gino Grillo? La consegna dei premi sarà fatta intorno alle 9 sul palchetto che abbiamo allestito qui al Madison. Ovviamente non abbiamo ancora scoperto i vincitori, lo faremo proprio durante la presentazione e la premiazione del premio Alberto Gino Grillo. Nel corso della serata l'assegnazione dei premi dedicati a Alberto Gino Grillo, concorso diretto dal responsabile AES regionale Luigi Salvo, che ha visto una molteplicità di valutazioni attraverso pareri provenienti da 3 categorie differenti di giudici: i degustatori ufficiali AES Sicilia, quello dei ristoratori e quello dei giornalisti, oltre al riconoscimento del vino top. Anche 3 categorie come innovazione, abbinamento gastronomico e piacevolezza. Poi alle 3 di notte circa, perché Alberto lavorava su 24 ore, almeno 30, spesso a chiusura del ristorante ci veniva a trovare e chiudevamo la serata con una chiacchierata tra amici con un calice in mano, e abbiamo pensato di fare qualcosa per gli spumanti siciliani, perché secondo noi erano un po' troppo bistrattati in quel momento, parlo di circa 12-13 anni fa. Pensammo di realizzare un evento dedicato agli spumanti e con Alberto abbiamo deciso
di farlo in questa location, perché secondo noi lo spumante in questo periodo doveva essere festeggiato in riva al mare. Sold out al ristorante Granofino di Agrigento per la presentazione della nuova proposta culinaria firmata Mario Ciulla, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Barchesi, in arte Giorgione, un evento che ha entusiasmato il pubblico che ha vissuto un'esperienza gastronomica particolare. Giorgione ad Agrigento arriva perché ha una filosofia, riscoprire la cucina antica e anche la possibilità di gustare sapori che abbiamo comunque perso. Lo sta dicendo lei, non lo sto dicendo io. Io penso che la cucina debba essere normale. Che cosa vuol dire normale? Vuol dire andare intorno a quello che abbiamo, prenderlo e trasformarlo in cibo, rispettando il più possibile la fascia aromatica, che se la roba è fresca ed è buona faremo a tempo a rovinarla, no? Quindi qui da Mario Ciulla a Granofino abbiamo buttato lì, come si dice, a casciara, cioè portare sul tavolo tutta una serie di cose buone, di cose fresche, che comunque possano far capire che il cibo non deve essere noia, deve essere curiosità, riavvicinarsi, proprio come diceva la signora, a quei sapori, a quelle cose che non si mangiano più, perché ormai il tempo ci ha portato via la possibilità di fare certe cose, vedi la lingua, vedi la mela, tanti prodotti che non si cucinano più perché ci vuole il tempo. Ecco, riappropriamoci del tempo e mangiamo bene, diverso, divertente. In una idea così anche sana, no? Lo diamo per scontato che sia sano. Sicuramente. Che spazio c'è per considerare queste cucine gourmet, queste cucine sperimentali, queste cucine che comunque vedono una commistione tra vari... E perché no? E perché no? Cioè la cucina non deve essere un diktat, la cucina non deve essere un'imposizione, ognuno può fare, ci sono gli spazi per tutti. Poi sta al cliente o all'avventore decidere se quella cosa gli piace meno. Vedete, io sono contrario alla demonizzazione del grande chef o della trattoria, dove si fanno le cose fatte per bene. È ovvio che i target sono diversi. Se tu vai in un posto gourmet, come si dice, non vai a mangiare, vai a provare delle nuove esperienze, magari di accostamenti di sapore, di presentazioni di piatti, grande rispetto. Non è la mia natura perché io non sono uno chef, quindi io se prendo una cosa dalla padella la smonto sul piatto e te la mangi così com'è, è un'altra proposta. Qui abbiamo una commistione di sapori, di proposte che secondo me vanno oltre questa cosiddetta livella. Ecco, diamoci gli spazi per i picchi, no? Per il sapore, per le emozioni, andiamo incontro alle cose con la curiosità, non con la diffidenza. Lasciamoci andare dall'emozione del cibo. Il cibo deve tornare all'emozione. Pensate a quanto si sta tristi mangiando male o da soli lì mesti sempre le stesse cose, o queste diete terribili che hanno tolto tutto, gli saltatori di disabilità. Oggi c'è tutto glutamato, non me lo so, dico, ma fai un battuto di lardo per l'amor della Madonna, mangia saporito, grasso, perché il grasso fa parte dell'alimentazione, il resto è solo quello. Tutto, bisogna mangiare tutto. Qui oggi c'è tutto. In maniera brevissima, il suo percorso comunque lei dice non sono una chef, però è uno chef. No, sono un cuoco, sono un oste. No, faccio l'oste. Perché io quando ho finito la preparazione sto in sala, parlo con le persone, cerco di far capire che il tavolo è la convivialità. Dice ma che ci ha mangiato insieme? Che ci sei amico? Perché a tavola siamo tutti un po' punotacchi, la possiamo buttare a casciara. La convivialità del cibo è proprio quella, parte dalla tradizione contadina, quel tavolo dove si cucinava, poi ci si mangiava sopra, quindi era un percorso molto semplice, molto schietto, molto diretto. Ecco, io non mi sento lontano da tutto questo, anche perché a casa ospitavo, finché non avevo avuto il ristorante, casa mia era un trionfo di inviti e di festini dove il cibo era la base della felicità. Intanto abbiamo intrapreso questo percorso creando questo nuovo format che in sostanza funziona in maniera diversa rispetto alla classica ristorazione. Oggi questo nuovo format funziona con un ricco antipasta buffet, un menù di degustazione dove troverai un ricco antipasta buffet, 2 primi, 2 secondi con un contorno, ma tornando indietro sono prodotti che sono della tradizione siciliana e non italiana, ma prodotti che ormai difficilmente si trovano nei ristoranti. Parliamo di prodotti a chilometri zero, parliamo di prodotto fresco di giornata, parliamo di lavorare con i mercati, con il local, di lavorare con le piccole attività, con i piccoli
contadini, con le piccole, diciamo, aziende che comunque a questo territorio danno molto. Oggi questo nuovo format nasce per far sì di dare principalmente grande qualità al cliente, lasciargli un costo contenuto, ma allo stesso tempo poter degustare tutto quello che vuole, trovando piatti che non si trovano più in giro come una volta, come ad esempio la lingua in salsa verde, come ad esempio la caponata tiepida fatta con criterio, o ad esempio, che le posso dire, dei salumi artigianali, del pane fatto in casa. Il vostro sarà un menù fisso? Il nostro è un menù fisso, degustazione, un menù fisso a prezzo fisso, accessibile tutti i giorni. È sempre consigliabile prenotare perché fortunatamente abbiamo avuto molto riscontro e devo dire che si può fare così. Oltre a questo menù fisso potete provare, resterà sempre la pizza, la nostra pizza, i nostri burger, la nostra carne, e volendo con poco è possibile accedere solo come antipasto al buffet. Questo ci consente di tagliare un menù e non mantenere molta giacenza, tagliare lo spreco. Questo fa sì che riusciamo a dare un gran prodotto finale al cliente, allo stesso tempo risparmiamo noi ma risparmia anche il cliente. 401esima edizione del Festino di Santa Rosalia a Palermo, fischi per il sindaco durante la fermata di rito del carro ai quattro canti, potente il discorso dell'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice che, tornando sul femminicidio di Sara Campanella, ha trattato il tema di una delle pesti di questi tempi, la violenza contro le donne. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. È stato anche quest'anno Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, il più atteso dei protagonisti della 401esima edizione del Festino di Santa Rosalia. È partito dalle parole di Sara Campanella, la giovanissima universitaria uccisa a Messina il 31 marzo scorso per affrontare il tema di una delle pesti che segna i nostri tempi, la violenza sulle donne, declinata attraverso la brutalità di gesti sempre più efferati. Mi amo troppo per stare con chiunque, scriveva la 22enne originaria di Misilmeri, una martire di questi tempi che a distanza di secoli richiama la purezza della patrona di Palermo. E Lorefice sottolinea la tragedia, leggendo una lettera della famiglia della ragazza, parole potentissime che arrivano dritte nei cuori degli ascoltatori. L'arcivescovo è poi tornato a parlare della piaga della droga, altra peste di questi tempi. Il carro di Santa Rosalia, dopo essersi fermato davanti alla cattedrale, ha proseguito lungo il Cassaro per la sosta di rito ai quattro canti, altro momento clou della serata, dove, come di consueto, il sindaco di Palermo sale sul carro per osannare la patrona e la città. Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia! Un momento che ha fatto registrare attimi di tensione a causa dei fischi indirizzati al primo cittadino. Sembra che nell'ultimo periodo la popolarità di Roberto Lagalla sia venuta meno a causa di problemi endemici e ancora irrisolti, la sicurezza e l'immondizia, due tra le principali cause di questo gesto di dissenso da parte dei palermitani. Circa 350.000 presenti alla festa più amata dai palermitani, tantissimi turisti da tutto il mondo che hanno ammirato il carro della Santa lungo le 5 tappe del Cassaro, uno spettacolo fatto di musica, canti, luci, una festa cross-mediale pensata come un viaggio narrativo e sensoriale, fatto di parole, musica e videomapping, la tradizione che si trasforma e si fonde con la tecnologia per raccontare la bellezza di una città attraverso le sue opere d'arte. E ci sarà anche uno dei giganti del teatro italiano, ovvero l'attore Ugo Pagliai, tra i protagonisti del terzo appuntamento stagionale del teatro classico e del mito al Teatro dell'Efebo di Agrigento, sabato 19 luglio alle ore 21, Ovidio, il poeta relegato, Metamorfosi dell'esilio, a cura di Daniele Salvo.
È uno spettacolo di altissimo livello che ripercorre la metamorfosi di Ovidio da poeta ed esule attraverso le storie del suo capolavoro. Il presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, conferma l'elevato livello del cartellone 2025 allestito dal Libero Consorzio di Agrigento per dare risposte non solo al territorio, ma anche al turista in cerca di ulteriori occasioni di intrattenimento. Eventuali biglietti o abbonamenti possono essere acquistati direttamente sul sito del giardinodell'Efebo.it. Dolore immenso per la morte dei due 17enni, Mattia e Simone, deceduti nell'incidente tra uno scooter e un'auto nel Messinese. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Barcellona Pozzo di Gotto piange Mattia Caruso e Simone Marzullo, i due ragazzi di appena 17 anni, amici fin da bambini, che hanno perso la vita nella notte tra lunedì e martedì in un tragico incidente stradale. Erano da poco passate le 2:30, quando all'incrocio tra via Kennedy e via San Vito, Mattia e Simone si sono scontrati con una Fiat Punto, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter Scarabeo 125. L'impatto è stato devastante. Il motorino è stato completamente distrutto, così come l'auto, una Fiat Punto, che ha poi investito un altro mezzo parcheggiato e un albero, sradicandolo dal terreno. Purtroppo per i due giovani non c'è stato nulla da fare. I due 17enni sono morti sul colpo. Il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per accertamenti, anche per verificare se fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Attualmente è indagato per omicidio stradale. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che si trova vicino a un distributore di benzina. I carabinieri e la polizia stradale, sotto la guida della procura di Barcellona Pozzo di Gotto, stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Il dolore di questa perdita è immenso. I ragazzi, i loro insegnanti e i compagni di scuola e tutta la comunità sono sconvolti. Le lacrime di chi li conosce e li ha condivisi in questi anni sono incontenibili. Mattia frequentava il 4º anno del liceo scientifico Copernico di Barcellona, mentre Simone era al 4º anno dell'Istituto Tecnico Majorana di Milazzo, indirizzo elettrotecnico. L'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha espresso profondo cordoglio per questa tragedia. Con il cuore colmo di tristezza e incredulità, si unisce al dolore delle famiglie, degli amici e di tutta la comunità. In questo momento difficile, scrive l'amministrazione comunale, vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi sta affrontando questa perdita incolmabile. La nostra solidarietà va a tutti coloro che sono stati toccati da questa immane tragedia. Istruzione studenti siciliani a lezione di intelligenza artificiale, emanata una circolare per le scuole. L'assessore Turano afferma stanziati 700.000 euro per i nuovi progetti formativi. I colleghi di Palermo. Dal prossimo anno scolastico gli studenti degli istituti statali siciliani andranno a lezione di intelligenza artificiale. Il governo Schifani infatti punta sulla didattica innovativa, sulle nuove competenze e sul futuro digitale dell'isola. L'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale ha pubblicato una nuova circolare destinata alle scuole di ogni ordine e grado che stanzia 700.000 euro per progetti finanziabili per un massimo di 10.000 euro ciascuno, dedicata proprio all'intelligenza artificiale nella scuola siciliana del futuro. L'obiettivo è promuovere la conoscenza e l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale quale strumento didattico innovativo, sviluppare competenze digitali anche per gli insegnanti attraverso percorsi formativi mirati, ma soprattutto sensibilizzare gli studenti sui rischi e le implicazioni etiche legate all'uso di questo strumento e dunque all'insieme di regole e norme di comportamento che gli utenti dovrebbero seguire quando interagiscono online. Possono presentare istanza di ammissione al finanziamento gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado con sede in Sicilia, a esclusione di quelle scuole che hanno già beneficiato dei contributi previsti dalla circolare 22 del 2023, dedicata proprio alla sperimentazione dell'intelligenza artificiale a supporto dell'apprendimento, senza avere ancora completato la rendicontazione.
Il contributo di 10.000 euro messo a disposizione delle scuole, tra le altre cose, potrà essere utilizzato per coprire i costi sostenuti dagli istituti per docenti interni, impegnati nelle attività del progetto in orario extrascolastico, per esperti esterni in didattica digitale, di intelligenza artificiale, per le figure di supporto ad alunni con disabilità, per il personale interno non docente coinvolto nel progetto e ancora per l'acquisto di software, licenze, abbonamenti a piattaforme e strumenti dell'intelligenza artificiale a fini didattici, di attrezzature per la produzione di prodotti multimediali. Nell'era della transizione digitale degli algoritmi, afferma l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Mimmo Turano, introdurre nelle scuole percorsi educativi calibrati su questi temi significa creare le condizioni per consentire agli studenti e alle studentesse di acquisire un bagaglio culturale che sarà loro utile in futuro. E la nuova Virtus Akragas del presidente Salvatore Laporta accende i motori partendo dai giovani. Sotto la direzione del responsabile tecnico del settore giovanile Dino Di Rosa, il 21 e il 22 luglio si svolgerà allo Stadio Esseneto di Agrigento il primo stage dedicato alla selezione di giovani calciatori, così organizzato. Il 21 luglio alle ore 17 lo stage sarà riservato alle classi 2007, 2008 e 2009, mentre il 22 luglio, sempre alle ore 17, lo stage è riservato ai giovani delle classi 2010, 2011, 2012 e 2013. I giovani calciatori interessati a partecipare dovranno inviare un'email a akragas.slp@gmail.com. Ennesima vittoria per l'agrigentina Giusy Parolino. La giavellottista Giusy Parolino, con 27 metri e 18 centimetri, vince la medaglia d'oro e il titolo di campionessa siciliana assoluta 2025 nel corso della 103esima edizione dei campionati regionali, individuali, assoluti su pista 2025, svoltisi nei giorni scorsi a Palermo. Tra i vari appuntamenti istituzionali della stagione agonistica dell'atletica leggera, la fase regionale assoluta individuale è tra le gare più importanti dell'anno, dove si sfidano gli atleti e le atlete più forti di ogni regione, premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni gara. Al primo è stata assegnata la medaglia d'oro e la maglia di campione regionale 2025. Gli attrezzi dei lanci e gli ostacoli utilizzati durante le competizioni sono quelli della categoria seniores per tutti i partecipanti. L'imprenditrice e manager siciliana Giusy Parolino, atleta della SD Milone Siracusa, che quest'anno ha conquistato il titolo di campionessa italiana sia ai campionati italiani lanci lunghi invernali, sia campionati italiani individuali estivi, e che lo scorso fine settimana a Catania ha fatto registrare con 30 metri e 85 il nuovo record siciliano. Vince anche a Palermo arrivando davanti a Teresa Capuzzello. L'ennesimo risultato ottenuto in campo assoluto chiaramente non lascia dubbi sulla bravura di un atleta che, come la Parolino da anni, con l'umiltà che la contraddistingue, dimostra il suo indiscusso talento e la sua costanza agonistica, nonostante, come accade a molti atleti che negli anni continuano ad allenarsi ad alti livelli, i vari infortuni che ha dovuto affrontare in carriera. Inoltre, la misura ottenuta a Palermo dalla giavellottista, allenata da 12 anni dal veneto Emanuele Serafin, tecnico di bravura nazionale e internazionale, rappresenta anche il quinto record italiano, miglior prestazione italiana, ottenuta dall'atleta con l'attrezzo assoluto. Grazie sempre al mio grande coach Emanuele Serafin, al quale vanno i meriti dei miei risultati, dichiara Giusy Parolino, e congratulazioni continua a Lucia Pollina per aver stabilito sabato 12 il nuovo record italiano nella gara dei 400 m femminili. Da sempre la pluricampionessa Pollina è un atleta capace di dimostrare le sue grandi qualità agonistiche e i più alti valori sportivi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 20, alle 15 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.